Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e bentornati in una nuova puntata su Rondo Total War. Mi sono preso un po' di, diciamo, di tempo da una puntata all'altra, sia per impegni personali ma anche perché quando le cose stanno per finire, non lo so, mi piace un po' diluire nel tempo. Non so, può essere un pregio, può essere un difetto. Comunque, battaglia storica, gli Iceni tentano di bloccare l'avanzata romana che ormai ha preso tutto il sud della Gran Bretagna e sembra essere inarrestabile. Ultimo scontro forse con da un lato i cacciatori di Cocidius che tenteranno di difendere l'orgoglio degli Iceni, un tempo un popolo che riusciva a dominare anche il nord Europa e adesso è stato completamente annientato dalla furia romana. Ci sono voluti diversi anni, quasi un lustro, però ce l'abbiamo fatta. Dall'altro lato ovviamente la Legione Prima Italica, l'emblema, potremmo dire, di tutta questa esperienza romana, di tutta questa grandissima campagna che ormai sta andando veramente da tantissimo tempo, non ricordo neanche. Quindi signori, bando alle ciance, come sempre andiamo a combatterla. Avremo da una parte la legione full forze e dall'altra l'esercito nemico full forze. Vedremo chi dei due la spunterà. I Iceni si giocano il tutto per tutto per arrestare, almeno nelle intenzioni, la furia romana, o comunque l'inesorabilità romana, ragazzi, perché ormai è inesorabile che Roma schiacci gli Iceni. Allora, iniziamo lo schieramento. Vedo già una pendenza devastante. Questo potrebbe sicuramente aiutare loro e la loro carica. Cerchiamo di non dare adito a questa cosa. Quindi portiamo qui le nostre truppe e voilà. Perfetto, le mettiamo in una zona dove possono colpire in maniera un po' più oculata. Anche la cavalleria io la porterei da questo lato, gli farei fare il giro. E poi cerchiamo di affrontare il nemico come solito. Quindi faremo uno strato più avanzato con truppe ben assestate. Io rimetterei già in formazione. Qua gli metterei i nostri tiratori, proprio così, in mezzo agli spazi. Questi potrebbero essere interessanti perché poi mi vanno anche a combattere, quindi li metterei magari tipo qua, anche se non sono fortissimi. Poi ci avanzano loro ancora, un altro tiro che lo mettiamo qua, o perlomeno qua. Anzi, lo mettiamo qua dietro così. E se riesco, ok. Sarà un po' il nostro jolly. La cavalleria con il generale seguirà da questo lato e qui diamo una unione. E poi i più forti che teniamo da questo lato, e qui invece teniamo questi qua. Ok, magari gli diamo uno di scorta e via. Va bene, partiamo signori. Allarghiamoci subito con la cavalleria e con il generale. Con loro facciamo una copertura in questo modo. E il tiro, che dovrebbe essere, non so dove sia finito qua il tiro. Ok, è questo qua. Li portiamo in posizione avanzata. Il resto rimane così. E vediamo loro dove sono. Sono là in fondo. Ok, sono là in fondo. Allora, mi piacerebbe girare proprio tutta l'artiglieria. Giriamoli mentre facciamo girare la nostra cavalleria. Ok, qua vedo delle truppe nemiche. Allora, non giriamole troppo. Portiamoci così. Ok. Questi sono cavalieri, Allora, ok. Questi li blocchiamo un attimo. Informazione. E li giriamo leggermente.
Ok, così che si possono distribuire un po' meglio. Questi per ora li teniamo così. Ma non ho visto se... Esatto, siamo già partiti a lanciare. Contro di loro, per favore. Mi fareste un grande piacere. Questi riteniamoli così. L'artiglieria tira. Tira l'artiglieria. Allora, signori, ma questo cos'è? Da dove è comparso? Vabbè. Comunque pietre cadono sui nostri nemici. Wow, ottimo. Questo è veramente un bel colpo. Questo è veramente un bel colpo. Ok, sembra che gli arcieri ce ne siano gran pochi qua. In realtà allora potrei anche aprirmi. Allora, apriamoci. Ok, lasciateli stare per favore. Tirate su questi adesso. Grazie. Ok, allora cambiamo la sigla. Ok, così. Fate un bel muro compatto, per favore. Attenzione. Quadrato. Ok, si sono fermati. Perfetto. Un po' più indietro, per favore, voi. Altro quadrato. Che voi un po' più indietro. Ok, si schiantano contro il quadrato romano. Ma le frecce direi che hanno fatto la loro porca figura. Voi andateli per favore a prenderli. Vai ragazzi, caricate frontali a questo punto. Anche se non si fa, ma siamo in un numero così elevato che secondo me li tiriamo giù facilmente. Vediamo. C'è il generale. Ah, qui c'è dell'altra cavalleria. No, torniamo indietro allora. Anche con loro per favore torniamo indietro. Sono stato un po' avventato. Qui intanto vediamo le varie formazioni. Mettiamoci per favore in formazione. Tu vai a chiudere questo buco. Tu vai a chiudere quest'altro. Ancora formazione quadrato per favore. Qui di questo lato. Attenzione. Qui c'è la cavalleria che ha raggiunto il nostro generale. Adesso cerchiamo di liberarlo. Ok, perfetto. Artiglieria contro di questi per favore. Ok. Qui è il generale addirittura. Ok. Ok, avanziamo. Qui andiamo a intercettare il nemico. Ok. Ok, qui le ormai è andata. Ok, perfetto. Attenzione qua perché non allontanatevi troppo per favore dal campo di battaglia. Ok. Attenzione al flank. Attenzione. Attenzione al flank. Attenzione. Andiamo a combattere qua. Macello. Macello, macello, macello. Cavalleria qua. Via. Andiamo a prendere questi, dai, con la cavalleria. E anche questi. Forza. Voi di qua per favore. Andate a aiutarli. Ok. Il generale qua si è infilato e non è buono. Gli liceni funzionano, ragazzi. È vero che non ho giocato proprio al top gamma, però questi purtroppo sono rientrati. Ok, qui cavalleria presa. Servirebbe il generale da quest'altra parte. È finito il generale, non lo vedo più. Ok, qua. Ok. Vai contro questo qua che ha rotto le scatole. Ok, qui sono collassati. Perfetto. Qua ragazzi dovete
No, no, contro le picche. Via, via, allontanatevi. Allontanatevi. Andate qua per favore. Allora, qua dobbiamo cercare di imbottigliarlo adesso. Ok. Andiamo a dare supporto. Vorrei riprendere questa col morale. Vediamo se riusciamo. Qui il generale è stato circondato dalle nostre truppe. Siamo ancora molto lontani. Ok, qua sono rientregati. Perfetto. Il generale nemico sta soffrendo tantissimo. Ok. Forza. Ok, il morale è crollato, signori. Signori, il morale è crollato un po' ovunque. Il generale scappa. E noi dovremmo concludere questa battaglia. Circondateli, massacrateli. Voi venite di qua. Ormai loro, isolati completamente, scappano. E signori, la partita è terminata. Benissimo, bene. Ottimo. 367 perdite per noi, 1900 per loro. Direi 6 volte tanto, quindi non male, non male. Perfetto, signori. La battaglia è stata vinta. Non abbiamo fatto una grande strage, però insomma i prigionieri serviranno come uomini per costruire il grande esercito di Roma. Ora dobbiamo continuare a intercettarli, perché potrebbero veramente darci fastidio. Vabbè, la vittoria qua è totale, completamente. Io direi di andare in modalità equilibrio, di non giocarla. E signori, abbiamo fatto fuori il nemico definitivamente. Soldati sempre come prigionieri, scusate, sempre come schiavi per la nostra conquista. Uniamo queste due cavallerie perché sono moribonde. Non che il resto sia meglio, però insomma va bene. Portiamoci verso la situazione a nord. E magari sarebbe opportuno unire anche un po' di questi, perché siamo messi abbastanza male. Uniamo i due messi peggio. Le cavallerie, anche queste, dovrebbero essere unite. Per il resto va bene così. Quindi il controllo ormai del sud dell'Inghilterra è completamente sotto controllo romano. Qui abbiamo un più 16 a tutte le risorse, più 16 derivanti dalla ricchezza. Io quasi quasi farei questo, però vabbè, lo facciamo. Va bene. Questa legione è qui in attesa. Si deve recuperare, ma non ha molto per recuperare, quindi la teniamo per ora qua. Vediamo se loro potrebbero prendere un po' di cavalleria. No, non possono prenderla ancora. Dobbiamo aspettare qualche turno. Intanto il quantitativo di soldi che ha Roma è veramente una roba spropositata. Questa è la nostra flotta. Vediamo se riusciamo a fare delle alleanze con gli irlandesi, ma non credo. No. Ok. Gli ceni sono... Guardate qua i secessionisti del Senato. Purtroppo... Guarda che bellissimo. Dove cazzo stanno andando? Vabbè. Bene signori, andiamo avanti col fine turno, perché poi tutto il resto è stato fatto. C'è una promozione da fare di Agrippa, il nostro soldato più diciamo in prima linea, il fedelissimo. E gli aumentiamo tutte queste caratteristiche. E poi niente, non abbiamo più nulla. Andiamo avanti sul fine turno, signori. Guardate che bella la mappa, completamente presa da parte di Roma, bellissima. Ok, ci chiedono pagamenti per partecipare alla guerra. Assolutamente no. Ti piacerebbe, mi verrebbe da dire. Stessa cosa, assolutamente no. Un alleato è stato attaccato, attenzione. I loro alleati Suebi, i loro alleati Roma, Sparta e bla bla bla. Allora io entro al fianco del mio alleato.
Quindi Roma, una nuova guerra per Roma. Vediamo un attimo se questo può portare delle problematiche. Assolutamente no. Alleanza difensiva ci chiedono 15.000. Va bene, per 15.000 va bene. Ok, sono curioso di vedere con chi siamo entrati in guerra. Priorità belliche. Andiamo sul reclutamento della... andiamo sulla fanteria. Rivolta. Ok. Un po' di disordini ma ci stanno. Vediamo subito di farli smettere questi disordini. Ok. Andiamo subito all'attacco. Perfetto. Massacriamoli. Ecco qua. Netti e decisi. Ok, perfetto. Andiamo a schiavizzare i prigionieri. Intanto ci fanno fare un bel po' di esperienza. Grazie. Allora andiamo sulla saccheggi. Visto che ci siamo. Vabbè, indubbiamente fanteria e tiro. Indubbiamente. Allora, vediamo le nostre legioni come sono messe. Vediamo. Allora, beh, gli insediamenti pian piano stanno crescendo. Qui siamo a livello 3. Le fattorie importantissime, le mandiamo avanti. Qui abbiamo Ridunum. Ok, qua io gli farei addirittura o qualcosa su commerciale per il commercio locale, o addirittura vediamo. Io direi di fare visto che è una zona portuale, io quasi quasi farei commercio. Però non siamo molto una zona da commercio, siamo più da coltivazione in realtà. Andiamo a togliere il banditismo, dai. Ok, perfetto. Qui vedo l'esercito nemico, va bene. Allora, andiamo avanti la nostra spia e facciamoci aprire la strada. Ok, qui sembra che la strada sia libera. Andiamo a prendere questi e a sabotarli. Ok. Allora, io mi porterei con questi qui al ponte. Perfetto, intanto è aumentato il grado della nostra spia. Ottimo, ottimo. Questo perfetto, è una grande spia ragazzi, perché abbiamo migliorato tutte le cose che ci servono di più in assoluto. E qua potremmo mettere sotto assedio la cittadina, però io vorrei farlo al pieno delle nostre forze. Qua non possiamo ancora recuperare, non abbiamo ancora cavalleria a disposizione. Non aspetterei ancora un attimino. Intanto questi li mettiamo a controllare il ponte, sempre in questa legione. Qui siamo a -1 di gradimento, va bene. Qui c'è la flotta, non dovremmo avere problematiche. Ok, fatemi vedere adesso con chi siamo entrati in guerra, perché vorrei capire chi sono i nostri nemici. Ok, lui va bene. Ma poi chi c'è ancora? Eccolo qua. Siamo in guerra con lui. Dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Il nostro nemico. E io a questo punto andrei a rompergli le scatole. Mandiamo là una legione, perlomeno sul confine, in modalità di spedizione, e andiamo a vedere cosa succede. Allora, qui truppe io non ne vedo sue. Forse questa. Questa qua è la sua, sì. Allora andiamo a bloccarlo e andiamo a bloccare il movimento. Niente da fare, va bene così. Quest'altra li portiamo già. Che stagione è? Estate, quindi addirittura riusciamo ad assediarli. Wow, che gittata incredibile c'ha.
Muoviamo le nostre legioni di confine e in 448 piomberemo sulla cittadina e riporteremo la pace e l'ordine al di fuori dei confini romani. Allora, questo è interessante. Va bene, ma non voglio pompare troppo, tanto ormai l'economia è completamente andata in senso positivo. Vediamo se c'è qualcosa che ci interessa, ma non credo. Ok. Allora andiamo sul fine turno. Abilità irrisolta. Vediamo che personaggio è. Ah, il nostro Patrizio. Migliora sicuramente un sacco di abilità, tra cui la Panecicense, che è sicuramente la migliore. E anche questa sull'agricoltura. Perfetto, c'è altro? No, andiamo avanti. Dimenticavo la flotta che si sta spostando per rientrare nelle zone un po' più colpite dai pirati. È vero, qua abbiamo un'altra legione ferma. True story. Deve perlomeno rientrare nel continente. Adesso ci pensiamo. Gli schiavi si sono ribellati. Ma quanti imprevisti che accadono, signori. Dobbiamo vedere dove. Saranno ancora gli illiri e le miniere sfruttati. Eccolo lì, lo sapevo che avrebbe fatto il giro, l'infame maledetto. Dobbiamo andare a intercettarlo. Ah, ok, rivolta di schiavi qua a Londra, signori. Però io direi che siamo abbastanza messi bene. Tra l'altro ci danno perché loro arrivano dopo. Quindi dovremmo resistere questi contro questi. E poi dovrebbe arrivare la legione. Tra l'altro loro sono tanti arcieri. Allora giochiamocela. Giochiamocela perché secondo me potrebbe essere divertente. Allora signori, siamo nella cittadina romana di Londra. Dopo la ricostruzione romana direi che siamo messi abbastanza male. Tra l'altro ci attaccano con la nebbia, quindi insomma proprio non tanto simpatico questa cosa. Mettiamo le nostre truppe da tiro qua, magari un attimo separate fra loro, e cerchiamo di resistere. Ok, iniziamo la battaglia e aspettiamo che arrivi i rinforzi romani. Da che lato arriveranno? Non si vede un accidente, signori. Da che lato? Ok, ovviamente dall'opposto, ma te pareva. Ah, vabbè. Facciamo meno arrivare tutti in questa zona. Ecco che pian piano arrivano. Vabbè, il tiro arriverà qua mai, praticamente. Bene, c'è già la cavalleria che è arrivata. Vorrei vedere anche le altre di cavallerie per oh, eccole qua. Ok, che sono quelle che sicuramente arriveranno molto prima. E poi compaiono anche il tiro. Ok, siamo tutti al rapporto. Ci piegheranno secoli ad arrivare, però dobbiamo resistere, ragazzi. Wow, qua siamo già messi malissimo. D'altronde mi piacerebbe fare anche una sortita. No, non lo so. Dai, facciamo una sortita. Usciamo. Usciamo, forza. Andiamo a intercettare questi. Una piccola sortita, proviamola. Prima che arrivino però loro. Arrivano una marea di frecce comunque contro di noi. Una marea di frecce. La cavalleria è ancora lontana. Non lo so se la vinciamo, ragazzi. Qua arrivano veramente una marea di frecce. Però se riusciamo a guadagnare tempo, visto che tanto comunque ce li abbiamo questi qua dietro, posizioniamoli.
si sacrificano per far guadagnare tempo all'insediamento i fedelissimi dei romani, che non vedevano l'ora. Attenzione, vengono fagocitati dalla massa. Mamma mia, la massa! Niente, vabbè, quello che è. Però ci faranno guadagnare un po' di tempo. Forza cavalleria, dai, tutti i reparti. Forza. Forza ragazzi, dai. Questi. Forza, dai ragazzi, forza, forza. Abbiamo anche il tiro a parte. Diamogli una connotazione così. Allora, vediamo com'è la situazione. Non buonissima. Si combatte senza quartiere. L'importante è che loro non riescano a salire, diciamo. Poi quello che succederà, succederà. Allora, le mura non riescono ad abbatterle. Solo che qua sopra noi siamo alla mercé loro. Io non vorrei farlo. Loro hanno ancora tanto tiro. Facciamoli scendere a questo punto. E questi ci massacrano, ragazzi. Ok, riparatevi. Fa nulla se ci colpiscono. Pace amen. Cavalleria è arrivata, signori. Cavalleria romana è arrivata. E adesso parte la vendetta. Parte la vendetta. Le truppe sono lontanissime. Lontanissime. Però la vendetta c'è, signori. Guardate come tornano indietro a dire: oh, è arrivata la cavalleria romana. Ma noi adesso li massacriamo. Il problema è resistere sulle mura e all'interno della città, perché rischiamo veramente grosso. Qui intanto ce la stiamo facendo. Piano piano. Ok. E adesso il massacro. Guarda come la cavalleria, scusate, gli arcieri avversari continuano a rompere le scatole, va bene. Però adesso sparpagliatevi e massacrateli. Ok, qua sono stati cacciati, signori. Guardate il combattimento sulle mura. Stanno a conquistare la porta qua. Bella madò. Andiamo avanti, forza, dai, caricateli. Allora questi qua, per favore. Forza cavalieri. Forza. Lo sta attento perché gli arcieri loro non sono niente male, Dai. Che cacchio. Che cacchio. Non sono per niente male. Arrivano anche dei rinforzi loro. Porca miseria. Prendiamoli dal dietro questi a questo punto. Ok. Qua sono andati. Attenzione perché rischiamo veramente, ragazzi. Attenzione, questi sono indecisi. La cavalleria inizia a soffrire. Wow. Wow, 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 wow. Speriamo il gruppo. Diamo l'unione e allontaniamoci, perché il tiro qua è molto più forte di quello che pensassi. Ok, qualcosina, qualche danno l'abbiamo fatto, ma ne abbiamo subito anche tanto noi. Raggruppiamoci. Voi allontanatevi. Voi invece andate a massacrare questi, per favore, prima che si riprendano. Tra l'altro cadendo dalla collina. Bellissima questa scena. Volevo un po' più, no, incidenti, per favore, perché così. Perché hanno veramente ancora tanto tiro a disposizione. Ok, se ne sono andati. Allontaniamoci anche noi dal campo di battaglia, perché è un bel macello. E qua è un disastro, ragazzi. Qua è un disastro, si combatte. Ormai sono entrati. Sono arrivati i nostri. Per favore, mettetevi qua in piazza. No, scusate, ho sbagliato. Qua in piazza. Ok, è arrivato il nostro tiro. Portiamolo a disposizione. E da sotto cerchiamo di colpire sopra. Wow. Forse avrei dovuto farli entrare a questa porta. Ormai è andata. Portiamo tutti gli uomini di qua, forza.
Ok, loro cercano di arrivare a noi. Noi andiamo via, anzi andiamo via dalla spiaggia, sfiliamo e facciamo il giro e li prendiamo da dietro. Mamma mia, gli arcieri implacabili contro di noi. Continuiamo a fare danno ed ecco che arrivano i nostri. Fregatevene del tiro, signori, perché se no non riusciamo a combinare nulla. Ok, perfetto. Ok, mettetevi da qua e tirate, fioccinateli come non ci fosse un domani. Voi dovete aspettare la fanteria, ragazzi, che arrivi. So che subirete un po' i colpi, però non c'è altro da fare. Dai, cerchiamo di fare danno il più possibile. Ok. Qua ci vogliono proprio far la pelle, però ci vogliono proprio far la pelle. Forse non è stata la mossa migliore. Arretriamo. Io ho cercato la salvezza interna, ma stanno giocando bene gli avversari, devo dire. Qui intanto ci facciamo un'unità di arcieri e poi pian piano arriviamo anche da dietro. Andiamo a scappare. Sarebbe far fare il generale, ma la situazione interna è tosta. È veramente tosta la situazione interna. Cerchiamo di fare più danni possibili. Ma le unità di arcieri loro comunque sono fortissime. Ok. Ci siamo, signori. Mettetevi qua, per favore. Allora, qui c'è la loro cavalleria, che non sarebbe male andare a punzecchiare. Guardate quanto sono forti, ragazzi. Porca miseria. C'è 4 unità mie potentissime, tra l'altro armatissime. Non hanno fatto la differenza. Ok. Però adesso ci siamo. Attenzione. Ok, i miei iniziano a cedere. No, recuperiamo. Per favore, recuperiamo. Qua non posso entrare perché non faccio entrare. Sarebbe stato bello, ma dai, ragazzi, facciamoli fuori questi qua. Falciamoli. Forza. Va papà, ragazzi. Ok, liberiamoci da questo gioco. Passiamo qui all'interno e poi usciamo dall'altra parte. Forza, facciamo combattere i nostri. Ok, qua stanno andando, però internamente sto andando io. Quindi è il gioco chi fa più veloce, ragazzi. Dobbiamo assolutamente raggiungere le mura e non perdere il generale. Il generale adesso lo portiamo via. No, sì, ancora, c'è ancora il generale, dai. Ok. Forza, voi avanzate. Dov'è il generale? Ma dove cacchio? Muoviti, porca miseriaccia. Allora, andiamo avanti col tiro. Forza. Dove sta il generale? Oh, ok, sono riuscito a salvarlo. Facciamo entrare il generale a questo punto. Ok, guardate, fortissimi. Cioè, mi hanno maciullato tutta la cavalleria. Incredibile. È incredibile. Dai, circondateli tutti. Forza, avanzate. Ok. Forza, ormai all'interno non c'è più nessuno. Sono tutti desolazione. Forza. Qui il generale nemico che ci prova, ma non ha capito con chi hanno a che fare. Circondati da 2 manipoli di uomini. Forza. Forza, ragazzi, è una corsa contro il tempo, perché adesso loro tenteranno di prendere i varici. Però dai. Piano piano. Abbiamo l'artiglieria dentro. Mamma mia, ragazzi, partita un po' tricky. Ok, forza.
Ok, il generale nemico ci prova ancora. Questo giro mi sa che se mi carica ce la fa. Però possiamo andare avanti. Ok, prendiamo loro, forza. Stanno conquistando la porta. Per niente, andiamo avanti loro. Il problema è che adesso la porta è loro. Tocca salire sulle scale e non posso. Che disastro. Allora, prendiamo questi, facciamogli fare il giro da quest'altra parte. Ah, che disastro. Forza, forza. Forza. Prendo loro perché sono i più veloci, ragazzi. Altrimenti se devo aspettare di fare il giro, campacavallo. Entriamo dentro anche col generale, tanto qui c'è l'unità, c'è la corte che ci dà comunque il bonus. Ok. Continuano ad attaccare. Ragazzi, forza. Da qua. Forza, ok, anche questa l'abbiamo fatta. Vediamo se riusciamo a riprenderci le mura del castello, ma non lo so, non sono sicuro. Ora intanto stiamo facendo anche la torre. Porca miseria. Forza. Ragazzi, potete tirargli addosso qualcosa a questi? Dai. Entriamo, forza. Ok. Ok, generale. Finalmente il loro generale batte in ritirata. Oh, grazie. Ok, questo sarà un bel malus. Attenzione che... Attenzione. Ok, mettiamoli qua allora, che ci aiuteranno sicuramente. Ok, forza, forza generale. Forza. Qua. Attenzione, loro stanno andando in perdita. Che battaglia, ragazzi. Che battaglia particolarissima. Ci siamo invertiti come posizione, però le torri comunque gli fanno danno, No, tirate su questi per favore, senza pietà. Vediamo questi che fanno il giro. Ok, il generale è entrato, quindi può dare un po' di supporto. Dai, tirami su questi, dai, per favore. Tirami su questi qua. Non devono conquistare la piazza. 1 hour later. Ok, mettetevi qua. Salviamoli. Questi sono tosti. Qua si sta ancora combattendo. Va bene, lasciamoli combattere. Generale. Mettiamoci dietro il generale. Ragazzi, però tirate. Ok. Benissimo. Prima salva andata. Portiamo via l'artiglieria o gli artiglieri comunque. Aiuto. Aiuto. Via, correte via. Ok. Quindi qua e tirate, forza. Spingiamo questi, per favore. Non fatemi fare il giro con il generale. Ok, perfetto. Perfetto. Ok, ottimo. Avanziamo. Andiamo a occupare le parti più avanti. Tu vieni qua. Supervisionare. Che sono gli uomini. Forza. Ok. Dai, tirategli un colpettino, anche se colpite i miei fa niente. Però, ok, no. Ok. Fermi. Qua. Ok, perfetto, sono scappati, ottimo.
Ora facciamo i miei. Facciamo di riprendere l'artiglieria. Perfetto, la battaglia è vinta. Signori, che battaglia. Signori, che battaglia. Abbiamo perso infatti 1500 uomini e loro 2230. Insomma, una battaglia contesa, contesa. Non è stata facile, se posso. E voilà, signori. Ma come? No, scusate. No, ma scusate, cos'è sta storia? Cioè, hanno conquistato loro. Ma ma forse per punti. Forse per i punti, ragazzi. Sì, di qua partecipiamo. Andiamo modalità aggressione. Ma come, ragazzi? Hanno vinto loro l'insediamento. Ma come? Vabbè. Ragazzi, questo gioco no, non mi interessa l'alleanza difensiva. Questo gioco allora, vogliono partecipa alla guerra. Ah, beh, a loro potrei dirgli potrei assoldarli, va bene. Come cacciatore di taglie li assoldiamo. Va bene, ci sta. No. Dai, ragazzi, sta roba qua però, cioè, ci dichiarano guerra pure loro. Pure loro ci dichiarano guerra. Allora, questi sono questi. Quindi secondo me chiediamo aiuto ai nostri alleati e glieli mandiamo addosso. Ah, ragazzi, sembrava facile, ma in realtà non è facile. Ma va bene così. Fa parte del gioco. Ok, insediamento saccheggiato. Fatemi vedere dove. Sì, chiaramente qui. Focus nello sviluppo, nel militare. Io facciamo militare. Non mi ricordo onestamente cosa stavo ricercando. Esatto, militare, perfetto. Allora, ragazzi, hanno saccheggiato il nostro insediamento. Ma porca la miseriaccia. Allora, io direi che tutta questa popò di roba ce la vediamo nel prossimo episodio. Quindi non è finita qui. Voglio solo... Ma porca miseria, ma guarda qua che disastro. Ma guarda qui che disastro. Vabbè, per fortuna caghiamo soldi praticamente, quindi andiamo a riparare il tutto. Però non è una bella situazione per Roma. Una fazione si unisce alla guerra. È un bel casino, ragazzi. Non è così semplice. Io l'unica cosa che vorrei vedere qua è il controllo nemico. Loro sono tornati in casa base. Vabbè, ci sarà da... Non sarà così semplice qui il mantenimento del controllo dei confini di Roma. Però, signori, io direi che per oggi è tutto. Questa è la mappa dall'alto. Come potete vedere siamo abbastanza messi bene qui, insomma. Sui confini mi preoccupa un po' la guerra che si è estesa. Però i nostri alleati dovrebbero darci una mano. Il nemico potrebbe sfondare da questo lato. Bisognerà vedere cosa hanno intenzione di fare. Sicuramente molto frastagliato. Abbiamo qualche guerra scoppiata a nord. Però per ora la situazione sembra sotto controllo. Dico sembra perché non si sa mai con questo gioco. Signori, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ce ne sarà ancora un altro. Ciao, ragazzi.